Appare evidente che è un'opera colossale, che sarà peraltro corredata, oltre che dalle schede e dalla documentazione fotografica, anche dal corredo di testi redatti dai più grandi studiosi delle singole discipline sardi, nazionali e internazionali. Non solo, ma tutto questo materiale a che cosa servirà, oltre che a essere immesso nella Sardegna Digital Library? Servirà anche come base, professore, per mostre. Sono trascorsi 60 anni dalla sua mitica e straordinaria impresa nel secondo dopoguerra, quando insieme al professor Pesce, in maniera così tenace, strana e visionaria, vi siete messi a organizzare quella ormai mitica mostra sui bronzetti sardi. La Sardegna usciva dalla seconda guerra mondiale in una condizione di terribilità. Noi abbiamo quell'immagine nella Sardegna Digital Library in cui si vede una Sardegna povera, prostrata, Cagliari distrutta per il 70%, e voi invece vi siete messi in testa di prendere i nostri padri, i nostri numi tutelari, e li avete portati in giro per il mondo. Dal 49 al 56 quella mostra circolò in tutta l'Europa. A Cap d'Antibes Picasso vide i bronzetti sardi, e quando qualcuno che non ha magari particolari strumenti vede Picasso e dice ricorda quasi i bronzetti sardi, in effetti Picasso vide i bronzetti sardi. Allora noi, professore, sulla base di questo lavoro immane di questi nostri giovani colleghi, di 70 giovani ricercatori sardi e dei loro maestri e docenti, tutto questo materiale che loro produrranno, questo materiale sarà la base per rifare quella mostra. Abbiamo accantonato una cifra piuttosto consistente per poterla fare, ci auguriamo di poterla fare. E però questa volta non solo Berlino, non soltanto Parigi o Cap d'Antibes, questa volta il mondo si è allargato, le colonne d'Ercole in onore a Sergio Falco e presenti si sono nuovamente modificate, e la mostra andrà a New York e a Pechino, ricordando quel gesto di rinascita in cui i bronzetti raccontarono all'Europa che non eravamo troppo sconfitti ed eravamo così orgogliosi da rinascere. Anche questa volta noi vogliamo dire al mondo che con la nostra, mi perdoni, mi emoziona questa cosa quando la ricordo, con la nostra cultura, con la nostra identità, con i nostri bronzetti e con lei noi andremo e saremo capaci di rinascere come stiamo facendo, di andare a Pechino, a New York, a testa alta e non prostrati di fronte a nessuno. Adesso io credo che sia il caso di vedere con gli amici che stanno coordinando il lavoro e prima di dare poi la parola al professor Liliu se vuole, di vedere la demo sul lavoro che correderà, il secondo progetto correderà tutti i luoghi della cultura, come diceva Attilio Mastino, con editoria, con multimedialità, tridimensionalità, eccetera. Allora abbiamo fatto un gioco che è quello di presentare in questo momento un falso bronzetto e un falso vasetto per farvi vedere poi che cosa con queste diavolerie si tirerà fuori e saremo capaci di fare. Do la parola alla dottoressa Olargiu se vuole presentare, o al suo collega, velocissimamente, non vorremmo stancare troppo il professore, qui vorremmo comunque dare la parola tra non molto e vedere l'ultimo dei progetti che in suo onore abbiamo cercato appunto di realizzare e stiamo realizzando. Intanto vabbè, il progetto, come avete visto dalla prima slide, è proprio sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e dei istituti della cultura. Quindi la finalità primaria era proprio quella di creare quell'immagine coordinata e unica per tutto il nostro patrimonio. L'idea era quello anche di rendere riconoscibile il marchio Patrimonio Culturale Sardegna. Così andremo ad intervenire su tutto il territorio, quindi sui musei, sui luoghi della cultura, quindi non solo musei archeologici, aree archeologiche, ma anche patrimonio dell'identità sarda. Quelle che sono state le idee di intervento sono state già introdotte dal professor Mastino, che è anche presidente appunto del nostro comitato scientifico, e riguardano la produzione di 40 videodocumentari, di una campagna fotografica su tutto il territorio, di 130 percorsi virtuali che consentiranno di conoscere le nostre aree archeologiche, i nostri centri storici,
i nostri monumenti più importanti, non solo sul territorio ma anche alla moltitudine di fruitori del mondo internet. Infatti tutti questi contenuti prodotti per il progetto verranno immessi anche nei portali tematici regionali, quindi in Sardegna Cultura e in Sardegna Digital Library. Oltre a ciò saranno prodotte 300 rappresentazioni tridimensionali di reperti archeologici e beni demo-etno e poi prodotti editoriali a stampa che saranno distribuiti nei nostri luoghi della cultura. Data l'occasione e l'evento, ho preferito soffermarmi sulle rappresentazioni tridimensionali di oggetti per raccontarvi come da una scansione laser 3D si arriva alla produzione di un oggetto tridimensionale. Oh, che so, rispetto agli originali sono proprio bruttarelli. Sono proprio delle copie. No, non lo so. No, io quando li andiamo. Ecco, andiamo, dai. Andiamo. Quindi lo strumento che utilizziamo è uno scanner laser tridimensionale ed è questo, è un esempio, lo trovate sulla sinistra, quindi tramite laser legge l'oggetto viene posizionato su una piattaforma rotante, viene fatto appunto ruotare e viene acquisito lentamente. Queste sono alcune fotografie appunto del nostro oggetto, però ora vi mostro proprio un video che abbiamo realizzato. Allora, quindi la prima acquisizione, quindi lo scanner laser ci restituisce la prima cosa, questa immagine. Questa non è altro che una nuvola di punti che lo scanner rileva ed ecco, lo vedete applicato all'oggetto. Quindi la prima fase di lavoro restituisce un insieme di punti che viene lavorata, quindi l'oggetto viene scavato manualmente dall'operatore scanner e viene appunto questo risultato. Abbiamo mostrato vari dettagli proprio di lavorazione per mostrare. Sì, la scansione avviene appunto ponendo l'oggetto su una piattaforma rotante, vengono effettuate circa 8 scansioni per filmare l'oggetto nella sua interezza, una superiore ed una inferiore. Il primo risultato è questo, è un oggetto grezzo a cui viene applicata una texture bianca semplice, semplicemente per verificare la qualità dell'oggetto stesso, quindi gli elementi in rilievo e le decorazioni. Su questo oggetto si va a ottimizzare e correggere gli errori, perché comunque la macchina commette degli errori, ci sono sempre delle imperfezioni laddove ci sono le sovrapposizioni tra una scansione laser e l'altra. E quindi manualmente l'operatore, il grafico, vanno a correggere le singole imperfezioni. Si vede appunto l'elemento di imperfezione e come avviene la correzione. Non è altro che una levigatura molto spesso del punto oppure una congiunzione tra livelli. È un po' come usare Photoshop e fare del fotoritocco anche sull'oggetto. Adesso vediamo l'oggetto quindi corretto. A questa fase si sussegue la fase di applicazione delle texture e di correzione quindi di altre imperfezioni. In questo caso viene mappato l'intero oggetto, vengono creati una sorta di puzzle. Vedete, questi triangolini sono quelli che ci consentono proprio di ricostruire la forma tridimensionale. Un oggetto tridimensionale è ricostruito tramite piccoli poligoni. Più sono i poligoni e più è diciamo perfetto l'oggetto e comunque restituito nella sua forma. Questa fase ci consente di portare la superficie curva in piano e di applicare al piano, appunto alla superficie piana, le texture, cioè gli elementi di colore ma anche proprio i dettagli decorativi dell'oggetto. Ecco, quindi siamo nell'ultima fase, quella di texturing. L'oggetto quindi viene colorato, viene applicata una prima base cromatica che si avvicina appunto all'originale e poi viene confrontato ripetutamente con delle fotografie, anche perché insieme alla scansione laser viene proprio realizzata una campagna fotografica sull'oggetto. Vengono realizzate circa 15 fotografie che lo rappresentano nelle diverse posizioni. Quindi il grafico confronta l'immagine 3D con la fotografia, le sovrappone e va sempre a cercare, confrontando
i due media a trovare il colore idoneo. Sì. In questa fase abbiamo l'applicazione delle luci e di tutti gli effetti che poi contribuiranno a rendere suggestiva la navigazione dell'oggetto. Vedete appunto come vengono applicati i colori e le luci, come il sistema pian pianino ci restituisce l'oggetto quanto più similare al nostro originale, in questo caso la nostra coppia. Il nostro falso. Ed ecco l'oggetto finito. Ringrazio la dottoressa Ollargiu.